male, perdiamo la nostra seconda partita, ci facciamo o una terza partita, non lo so, ancora Napoli contro Napoli, è sempre la partita che preferisco meno, che non mi piace affrontare, diciamo, la mia stessa squadra sempre. Vediamo, anche perché solitamente chi c'è al Napoli è napoletano, chiaramente, e sono molto forti i giocatori di queste parti. Lobotka continua a stare di merda, ma questa volta facciamo giocare Elif Elmas, ma metto Anghissa centrale per avere più filtro, e Elmas chiaramente fungerà da mezzala. Gli altri sono tutti ok, i nostri avversari sono i soliti fenomeni, c'è un Lewandowski davanti, una squadra che sembra abbastanza bilanciata, con un 4-2-3-1 molto molto offensivo, con due ali pazzesche come Vinicius e Neymar. Messi inutile proprio citarlo, perché è veramente, ripeto, come inutile. Bene, ci giocheremo le nostre carte con il nostro solito gioco. Non ci sarà ancora una volta Lobo, ci sarà Elmas, che ogni tanto ci sfodera delle prestazioni interessanti. Detto questo, stiamo partendo ancora a Napoli contro Napoli. Si vola Osimhen, che all'ultima partita non ha giocato. Fiorito Simone è riuscito a segnare, ma non è riuscito a, come dire, a darci tantissima quantità. Attenzione, Zielinski, cross in mezzo, c'è Osimhen che rischia subito di segnare, la palla non è uscita, è incredibile, rischia subito di segnare Vittorio Osimhen, ci sbattono la palla in faccia. Attenzione, Vittorio Osimhen ci ha provato subito. Proviamo a recuperare palla alti, non ci riusciamo, niente, ci prova Zielinski. Attenzione, il maestro chiude alla grande e prova a ripartire il Napoli con Mario Rui che vede Zielinski, la ridà da Zielinski che prova il dribbling, fermato senza fallo dice l'arbitro, anche sa, recupera una gran palla. Osimhen dentro per Lozano, la palla non gli arriva per un nulla, attenzione, Elmas recupera palla per Zielinski che si ferma, la dà a Mario Rui che prova ad allargare, niente da fare, ma recupera palla Anghissà. Molta confusione qui a centrocampo e Rachmani, anticipo pazzesco, Lozano, Elmas per Zielinski, prova ad andare da Osimhen che forse era in fuorigioco, ma la palla non gli arriva e si continua a giocare. Attenzione Modric, Lewandowski, Mario Rui, poi Kim, Di Lorenzo, Zielinski allarga verso Kvaratskhelia, la palla non gli arriva purtroppo. Kim prova a chiudere il contropiede, ci riesce perché riesce a recuperare la palla qui e la dà a Rachmani che vede largo il Ciuchi Lozano, prova a dribblare Lozano, prova ad andarsene in velocità, Gallardo lo recupera, ma recupera palla Elmas, attenzione Elmas dentro per Lozano, dribbling del Lozano, il Ciuchi prova ad andare al cross, c'è Osimhen, non riesce a tirare, palla poi per Zielinski, voleva arrivare al tiro ma attenzione Lewandowski prova a superare Kim che invece lo ferma alla grande. Mario Rui, Anghissà, Elmas, Zielinski dentro per Kvaratskhelia, fermato. Anghissà però recupera palla, Mario Rui dentro per Zielinski, la dà Kvara sulla fascia, Kvaratskhelia deve crossare, cross di Kvara, sbagliato, calibrato di merda, e quindi ci troviamo con la rimessa al fondo per loro. Alisson la rimette in gioco, proviamo a contrastare ma Lewandowski è un osso duro, attenzione c'è anche Neymar, Anghissà riesce a sporcare la palla che però arriva comunque a loro, Vinicius fermato da Rachmani che poi la dà anche al Ciuchi Lozano, Elmas non riesce a dribblare, si fa soffiare una brutta palla ma il capitano ferma tutto e la ridà al Ciuchi Lozano che va da Elmas che cambia verso Mario Rui che deve cambiare di prima alla grande verso Kvaratskhelia, prova a darlo a Osimhen, niente da fare, Kvaratskhelia dentro per Mario Rui che si ferma, fermato Mario Rui, peccato. Anghissà, niente da fare, Rachmani sporca la palla e poi recupera palla Giannino Di Lorenzo che va da Mario Rui fermato e guardiamo fallo laterale. Kim subito a Zielinski per Mario Rui, mamma mia brivido, Kim, Zielinski, Anghissà, Elmas
riusciamo a far girare la palla alla grande in questo caso, e poi il capitano va dal Ciuchi Lozano che deve crossare, la palla diventa, il cross diventa un tiro e Alisson mette in calcio d'angolo. Attenzione perché Zielinski prova ad andare da Osimhen per lo schema, attenzione, Osimhen riesce ad appoggiarla la palla però non arriva a nessuno, peccato. Elmas prova a recuperare, attenzione Anghissa, Kim, Anghissa, brutta palla, arriva, Vinicius, ma Mario Rui che non si sa perché lì recupera alla grande e evita problemi. Lozano per Kvaratskhelia, attenzione Mario Rui che è arrivato dall'altro lato e ovunque Zielinski palla per Kvaratskhelia che si ferma, la dà ad Osimhen, dentro per Elmas, fermato. Peccato, eravamo riusciti a girare bene il pallone. Mario Rui quasi fa saltare brutto. Attenzione, e rete di De Jong. Andiamo ancora in svantaggio. Andiamo ancora in svantaggio. Osimhen, palla per Anghissa, Mario Rui, Zielinski, Anghissa, Zielinski, niente da fare. Rachmani, Kim, palla per Kvaratskhelia, appoggia Zielinski, niente da fare, stiamo giocando lì in spazi troppo stretti, Vinicius, attenzione, deve provare a chiudere Di Lorenzo, non ci riesce, Vinicius fa paura ma Rachmani lo riesce a chiudere, poi Elmas la dà al Ciuchi Lozano. Lozano prova ad andare da Osimhen, anticipato Osimhen. Stiamo soffrendo adesso, stiamo soffrendo maledettamente. Attenzione Di Lorenzo, palla per Mario Rui che si fa scippare palla, attenzione Mario Rui, però il maestro recupera palla e si chiude qui il primo tempo in cui non abbiamo giocato male, anzi abbiamo giocato anche discretamente bene, ma stiamo perdendo 1-0 sul loro unico tiro in porta. Anche noi abbiamo fatto uno solo, ma abbiamo costruito qualcosina in più. 1-0, si riparte. Forse si riparte? Si riparte? Cade ci si fa? Ok, ci serve un po' più di incisività, forse non sta giocando. Attenzione, palla dentro per Osimhen, ragazzi mi dispiace ma il gol non me lo prendo perché faccio schifo al cazzo e non segno. Lozano prova ad andare da Anghissa, appoggia per Giannino Di Lorenzo, il cross di Giannino, arriva Osimhen, riescono a liberare. Attenzione Mario Rui deve chiudere su Neymar, non ci riesce, prova a tornare anche Osimhen, niente da fare. Di Lorenzo prova a chiudere su De Jong, ci riesce stavolta e poi allarga subito per il Ciuchi Lozano per provare ad andare in contropiede, ma veniamo fermati immediatamente. Bisogna provare a mettere un po' una formazione più offensiva. Kim, grandissimo, verso Zielinski che allarga d'esterno, la palla non arriva a Kvaratskhelia. Attenzione Neymar, Kim lo ferma alla grande, Kim che prova a ripartire, poi palla per Zielinski, Zielinski va da Elmas, Elmas prova ad entrare, Elmas vede Kvara sulla fascia, Kvaratskhelia, entra Kvaratskhelia, il cross in mezzo, Alisson la mette fuori. Attenzione Di Lorenzo su Lewandowski, viene fermato poi da Zielinski, scende Zielinski, la parata di Alisson. Zielinski era andato fino in fondo. Zielo. Vediamo. Lui vuole cambiare qualcosa, a sto punto la cambio anche io. C'ho Simeone on fire. Togliamo Elmas. Mettiamo Osimhen un po' più spostato. Simeone a fianco di Osimhen, vado con un 4-2-4 molto offensivo. Ci sta per provare a recuperare, raga, ci sta assolutamente. Olivera, Rui, va bene, lo lasciamo. Raspadori, Lozano, va bene così. Metto solo il Ciolito. Per un 4-2-4
4-2-4 da paura. Un 4-2-4 da paura. Vediamo quando ci fa riprendere. Abbiamo messo il Ciolito Simeone. Il Ciolito Simeone, vediamo se ci regala un po' di gioia il Ciolito. Vediamo. Si parte. Palla di Zielinski che prova ad andare a cercare Osimhen. Attenzione Osimhen che spizza Di Lorenzo, non arriva a concludere col tap-in. Attenzione, prova il contropiede loro giustamente, ma Kim chiude alla grande. E poi Osimhen, palla per Mario Rui che non riesce a smistare. Fallo però, fallo. Attenzione Osimhen, Anghissà. Qua ha sbagliato, troppa frenesia e confusione. Di Lorenzo provano ad andare, incredibile, fuori gioco, quindi recuperiamo palla. Siamo ancora vivi. Rachmani prova ad andare lungo da Osimhen che prova ad appoggiare, non ci riesce. Attenzione Mario Rui, recupera una gran palla Mario Rui, la palla arriva a Zielinski che prova a girarsi, eccoli lì. Fa una chiusura pazzesca ragazzi, che a me non riesce mai. Punizione per noi, recuperiamo ancora palla. Stiamo gestendo per il momento bene la difesa. Anghissà prova ad andare dal Ciolito Simeone che prova a svettare. La palla viene recuperata ancora da loro. Anghissà recupera una gran palla. Anghissà dentro per il Ciolito che prova a darla ad Osimhen che si gira dentro per Kvaratskhelia. Fermato sul più bello. Qui c'è Kvaratskhelia. Attenzione, provano a ripartire. Kim non riesce a fermare Lewandowski. Sì, lo ferma e la dà anche al Ciuchi Lozano che sbaglia tutto e la consegna a Vinicius. Porca troia, peccato. Anghissà recupera palla, prova a ripartire, niente da fare. Qui Zielinski recupera una gran palla. Zielinski, attenzione, prova ad andare da Krisha Kvaratskhelia che prova ad appoggiare. Troppo frettolosi ragazzi, troppo frettolosi. Zielinski recupera palla, ancora palla per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia va dentro da Osimhen. Mamma mia che ha tolto raga. Che ha tolto? Che cazzo ha tolto? Proviamo ad andare ancora da Osimhen. Zielinski va da Osi che prova ancora a spizzare, non ci riesce. Proviamo a recuperare subito palla. Riescono a recuperarla loro, la recupera poi Osimhen che la dà a Di Lorenzo. Anghissà, si gira Anghissà, tiro e la rete di Anghissà. Frank Zambo Anghissà. Pareggio pazzesco di Anghissà. E adesso proviamo ad andarcelo a prendere. Attenzione, proviamo il pressing alto. Attenzione però, provano ad andare loro in attacco. C'è Giannino Di Lorenzo che deve chiudere, non ci riesce. Kim, il maestro, attenzione a Neymar. Mario Rui, fantastico qui. E poi Rachmani che mette fuori. Attenzione, recuperano ancora palla. E poi Anghissà allarga ancora, non riusciamo a ripartire. Attenzione, Di Lorenzo allarga questa volta per il Ciuchi Lozano che riesce a prenderla e a cambiare gioco verso Kvaratskhelia. La palla non arriva. Attenzione, Zielinski, il Ciolito dentro per Osimhen. Si allarga Osimhen, palla dentro per Lozano. Cross di Lozano, non arriva al cross Lozano. Peccato. Chissà, attenzione a Mario Rui. Zielinski prova a recuperare su Neymar Junior. Attenzione, dobbiamo chiudere. Chiude Mario Rui. La dà poi a Zielinski. Prova ad allargare, raga, però non si possono sbagliare questi passaggi. Dio merda, dai. Arriva Kim di gran carriera e la dà al Ciolito Simeone che la dà ad Osimhen che allarga per Kvaratskhelia, completamente libero. Kvaratskhelia, il cross di Kvara, c'è il Ciolito dall'altro lato che non arriva ad impattare. Peccato. Attenzione Mario Rui prova ad andare dal Ciolito, troppo frettoloso Mario Rui. Kim, attenzione, recupera palla
Kvaratskhelia, entra in area Kvara, cross di Kvara. Alisson interviene comodamente. Pareggio. Pareggiamo una partita che potevamo provare a riprendere. Peccato. E alla fine avremmo meritato. Avremmo meritato e anche tanto. Però ci becchiamo un pareggio 1-1. 3 partite e 4 punti. Non è un bottino proprio brutto, raga, però diciamo che si poteva fare molto meglio, molto meglio. Detto ciò,